raspa l'occhio, se mi rasta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo strano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Ciao picciotti, da Ignazio Siciliano tipo strano Da Francesco Munao. Francesco Munao. Ciao. Siamo qui perché cosa? Il cannolo più lungo del mondo, dicono così. Sì, Quant'è lungo, Francesco? Quando era 28 28 metri? 28 metri, no centimetri, no, quello era, Vabbè, quello era Rocco. ma in Sicilia facciamo più lungo. No, sì, noi Allora, facciamo più lungo sempre. ho trovato questo ragazzino qui, che non è un solo ragazzino normale, è quasi Nel senso del normale. è quasi come la mia, un po' esaurito. Ecco, diciamo Dici tu che cosa ha fatto tipo Sciano. Dici tu che cosa ha fatto nella vita? Nella vita ho fatto soltanto il macchinista, praticamente guidavo i treni, sono stato assunto a Novara, poi Arezzo, Firenze, Chiusi, Foligno, adesso ho finito in pensione e non faccio praticamente Ma dobbiamo ricordare niente. che questo qui era il socio ufficiale dei Cucini di Campagna, di Nick Luciani, diciamo. Uno. Diciamo che mi diverto a cantare il falsetto e che abbiamo fatto anche 2 aperture dei concerti. Quindi facciamo sentire questo falsetto leggero. Ma qui davanti a tutti! Anima mia! C'è un po' il cannolo di traverso, non mi viene tanto bene. Che abbiamo mangiato il cannolo. Sì, molto Poi buono. invece anche io mi hanno detto i Rockets. Sì, ho fatto, vabbè, per questo allora ti devo elencare, ho fatto i Rockets, i Kiss, ho fatto Risa, le sorelle Bandiera, Le sorelle Bandiera. ho fatto i Bee Gees. Proprio siamo arrivati alla preistoria, proprio alla preistoria. Di tutto ho fatto, mi chiamavano il trasformista del Casimero, pensa te. Ma adesso che... Perché adesso noi come ferrovieri facevamo tale quale della rotaia, capito? Quindi ogni anno facciamo un personaggio diverso. Ma adesso lavori... Quest'anno farò i Pooh, ancora non lo sa nessuno. Un Pooh. Un Pooh, perché siamo in 4, uno dei propri pacchinetti, quello che canta. E invece il radio? Poi lavoro in radio, adesso sono a Radio Blinco Blanco, prima sono stato a Radio Amore e di Messina, naturalmente questo è sottinteso perché qui siamo tutti siciliani, sì, capito? A Perugia siamo tutti siciliani. E tutti i giovedì alle 17:30 potete ascoltarmi con un programma che si chiama A Modo Mio, cioè praticamente faccio come mi pare, mi hanno detto tu metti come quello che ti pare. Tipico siciliano. Sì, perché io non voglio nessuno che mi dice quello che devo fare, devo essere sempre io. Autonomo. Sì. Molto spontaneo. Se mi viene a dire una cazzata la dico, non è che devo pensarci 2 o 3 volte. No. Ecco, tutto qua. Questa è la sua vita, di cazzate. No, faccio anche cose serie ogni tanto. Mangio, dormo. Allora, lui è di Messina, ma io volevo salutare un grandissimo amico nostro, Salvatore Brandino, attore cinematografico, attore teatro. E poi vabbè basta, esagerare, mi faccio pubblicità su Cristiano. Showman, mezzo showman. Sceneggiate le mezzo showman, perché l'altra metà l'altra metà ci manca ragione. Non si può dire che è un ominicchio, però è un grande uomo, però magari non è tanto alto di statura. Ho trovato bellissima persona. Infatti qui quando voleva venire a chiedere il cannolo non lo vedeva nessuno, dice, ma dove è il bambino? Era giù. Sotto cannolo. Va bene ragazzi, da Ignazio Siciliano di Pessano. È stato un piacere incontrarti dopo tanto tempo, ci siamo visti noi alla corrida a Roma, perché noi sapete che noi frequentiamo questi ambienti un po' strani, tale quali, corrida, insomma dove c'è da fare gli strani come dice lui, ci siamo sempre. Ok? È stato un piacere. Ragazzi. Grazie. Ciao Francesco, ciao, grazie. Ciao. Siciliano tipo strano, non mi voglio, la sera spado l'occhio, se mi rasta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo strano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare.